I ragazzi con disabilità per la prima volta effettueranno un'esperienza lavorativa e di vita indipendente con il sostegno del personale delle aziende sanitarie di tutto il Veneto. Turismo sociale e inclusivo nel Veneto, in nome del progetto, già decollato nel 2017 da Cavallino Treporti e che ora coinvolgerà tutta la regione con coordinatrice l'ULS 4. Sì, US 4 capofila, ma solo in ragione dell'esperienza che abbiamo maturato in questi anni a partire dalle nostre località, ma subito estesa questa esperienza alle US 3 e 5 che hanno lavorato benissimo con noi, devo dire. Progetto ampliato a tutto il Veneto grazie al finanziamento di 1,7 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Veneto e decollato dal villaggio San Paolo di Cavallino Treporti. La sinergia tra pubblico, privato e enti, che è riuscito anche proprio il Comune di Cavallino Treporti a creare, permette di avere sicuramente un aumento di quelle che sono le presenze turistiche, ma soprattutto dà una garanzia al turista di un'ospitalità adeguata, perché in campo sanitario e sociale siamo molto presenti. Turismo sociale nell'azienda sociale del Veneto con il progetto che vedrà impiegati diversi ragazzi. I 5 ragazzi sono distribuiti, uno lavora all'interno del ristorante della piazza, un altro al lavaggio della cucina e porta avanti il lavaggio della cucina, e stiamo parlando di 350 pasti al giorno. E poi abbiamo un altro ragazzo che si divide tra il verde e tra il museo, perché qui all'interno del villaggio abbiamo la batteria Radelli, che è stato allestito 3 anni fa un museo. E poi sono dei ragazzi che vengono così distribuiti o per la parte, diciamo, del verde, quindi di aiuto del verde, e comunque aiuto anche della lavanderia all'interno del villaggio.